Leggo, altrimenti mi perdo. Il territorio compreso tra l'Alpago, la Valbelluna e il Feltrino è per la massima parte coperto da boschi che rappresentano una riserva grandiosa a costo bassissimo, ed i boschi sono per la massima parte accatastati a nome dei comuni amministrativi che ben spesso li trascurano. La proprietà dei boschi è pervenuta ai comuni amministrativi a seguito delle leggi emesse a partire dal 1805 durante il regno napoleonico, Regno d'Italia napoleonico, con il fine di assicurare alle nuove amministrazioni i mezzi necessari per dare alla popolazione i servizi comunitari secondo lo schema introdotto allora in Francia dopo la rivoluzione francese. È stato importato il sistema dei comuni amministrativi dalla Francia a noi qui in Italia e nel Veneto. I beni boschivi sono stati allora, dal 1805, sottratti alle comunità o regole formate dai capifamiglia o fuochi, e sono stati dei fuochi, i beni boschivi sono stati così sottratti alle comunità o regole formate dai capifamiglia o fuochi esistente nell'area da tempi immemorabili e regolamentati nel periodo della dominazione veneziana dal competente magistrato dei provveditori sopra beni comunali. Le leggi napoleoniche, quelle successive austriache ed infine quelle italiane, hanno però vincolato i boschi sottratti alle regole, alle comunità, hanno vincolato i boschi alle condizioni già previste dal magistrato dei provveditori sopra beni comunali, cioè li hanno considerati come vincolati all'esclusivo utilizzo di beni agro-silvo-pastorali indivisibili, non cedibili a privati e non usucapibili da alcuno. Nel primo Novecento la competenza su tali proprietà date ai comuni amministrativi fu assegnata all'ispettorato sopra gli usi civici, le leggi fasciste degli usi civici, ed ora a questa autorità degli usi civici è subentrata la Regione Veneto, che ha fatto propria tutta la normativa precedente. Nessun particolare problema è sorto nel comparto dei boschi comunali finché i comuni amministrativi nuovi si identificavano con le comunità formate dalle famiglie residenti originali. Ma dopo i recentissimi fenomeni di emigrazione e di immigrazione che hanno modificato profondamente il tessuto sociale, si è andato sempre più diffondendo nei residenti originari dell'Alpago, Valbelluna, Feltrino, nei residenti, la volontà di far ritornare l'antico sistema delle regole, sistema che invece si è mantenuto pressoché integro nell'area alpina, Cadore, Cortinese, e che si è andato così sbiadendo nella area prealpina vera e propria. La Regione Veneto ha pertanto emesso recentemente una serie di leggi che consentono il trasferimento, il passaggio di nuovo, il trasferimento della proprietà dai comuni amministrativi, al catasto titolari delle proprietà boschive, alle regole che intendessero ricostituirsi, a condizione che esse regole, che vogliono ricostituirsi, dimostrino il godimento dei boschi prima delle modifiche catastali disposte dai francesi. Diventa quindi necessaria la dimostrazione della proprietà basata su documenti antichi e specialmente sui catastici tenuti dal magistrato sopra beni comunali. Ben poche sono le difficoltà che si riscontrano nella raccolta di tali documenti, essendo questi molto numerosi e probanti. Il punto di maggior difficoltà si riscontra invece nel far combaciare le norme seguite dalle regole antiche con le attuali leggi che regolano le società civili. Per il superamento di questo particolare e delicato snodo cruciale,
e qua tutto il problema della ricostituzione delle regole, si rende necessario lo studio delle dottrine sociali seguite nei primi anni dell'Ottocento, quando nella mentalità comune non si era ancora del tutto staccata la gestione comunale, intesa come quella dei nuovi comuni amministrativi, dalla gestione comunale intesa come quella delle antiche regole. C'è sempre l'equivoco comunale che si intenda, a seconda degli interessi, comunale dei comuni o comunale delle comunità o delle comuni, non in senso di comuni amministrativi, ma delle regole. In questo particolare momento è di tutta la legislazione della Regione Veneto sulla ricostituzione delle leggi, sta tutto in questo equivoco che perdura. Per tale argomento e per tale periodo nella storia dell'area prealpina del Veneto risulta quindi fondamentale la consultazione del nuovo dizionario universale compilato dal coneglianese Francesco Gera, che ha trattato dell'argomento dei boschi comunali intesi sia come proprietà dei comuni amministrativi, sia delle comuni o regole, era nel momento di passaggio, e lo studio ampio di Gera si riferisce a questo momento cruciale di passaggio. La monumentale opera di Gera fu stampata a Venezia nel 1834 dall'editore Giuseppe Antonelli in 15 volumi, un'enciclopedia, in 8° grande, con aggiunti altri 4 volumi di tavole, formata da numerose monografie tematiche alla consistenza di una enciclopedia compilata secondo il programma grandissimo di trattare temi come l'economia rurale, forestale, civile e domestica, pastorizia, veterinaria, zootecnia, equitazione, coltivazione degli orti e dei giardini, caccia, pesca, legislazione agraria, igiene rustica, architettura rurale, arti e mestieri più comuni e più utili alla gente di campagna. Caro Tommasi, una volta bisogna che ti faccia un convegno di fare almeno i 4 volumi di disegni. Di tavole, sì, sì. Là, per fare un po'. Il dizionario, compilato sulla base delle opere dei più celebri autori italiani e stranieri del tempo, fu curato, ripeto, dal dottor Francesco Gera, che alla data della stampa aveva solo 31 anni, una cosa incredibile, aveva 31 anni. Essendo nato a Conegliano il 10 febbraio 1803 rispetto al 1834 di stampa. Fra la molteplicità dei temi trattati, sono monografie più con vocabolario, diciamo, fra la molteplicità dei temi trattati, il vocabolo boschi comunali viene di seguito, lo do agli atti perché non è possibile leggerlo, è di tante pagine, e viene di seguito integralmente riportato, e qui si vuole soltanto riassumerlo brevemente, osservando che l'argomento si presenta irto di difficoltà anche per la scarsa attenzione che resta. Quelli che si interessano della ricostituzione della legge in questi giorni lo apprezzano, quelli sì. Dopo aver trattato dei boschi statali, rappresentati soprattutto nell'area che ci interessa dalla foresta del Consiglio, escluso quelli, Francesco Gera passa a quelli comunali enunciando chiaramente un semplice ragionamento fondamentale, e qua lo riassumo e lo potrete trovare documentato e ampiamente trattato negli atti. I boschi statali sono retti dal principio della più rigida conservazione. Lo Stato deve conservare la sua proprietà. Quelli comunali invece sono retti dal principio del godimento immediato e collettivo da parte delle famiglie dei fuochi. Il godimento da parte delle regole o famiglie o fuochi è di pieno diritto o per una concessione sovrana, o per un contratto di acquisto fra privati, o per un lungo usufrutto incontrastato, o per un atto di enfideusi, come è la gamma dei boschi comunali nell'area prealpina nostra. Mentre l'autorità statale, che ha il principio dell'assoluta conservazione, mentre l'autorità statale ha tutti i mezzi necessari per mantenere integri i propri boschi, le regole
composte, esistenti o che vogliono rifondarsi, composte da individui spesso oberati dalla necessità o alterati dalle discordie, le regole possono facilmente portare il capitale arboreo alla totale distruzione. Ecco quindi che lo Stato, questo è il pensiero di Gera, ecco quindi che lo Stato ha il dovere di tenerli sotto controllo, come deve fare un buon padre di famiglia che cura gli interessi dei propri figli e salva le loro risorse. La tutela statale, che invoca Gera, la tutela statale si rende inoltre assolutamente necessaria perché le comunità locali, intese sia come comuni amministrativi sia come regole, sono ben spesse prive della competenza tecnica per la pratica boschiva. E qui Gera parla male, ma guarda un po', degli amministratori comunali, dei vigili urbani, degli ingegneri, degli uffici tecnici dei comuni che non curano i boschi e li straziano, li trattano come altre proprietà, mentre hanno delle esigenze diverse. Ed è appunto su questo semplice ragionamento che ho sintetizzato e che, ripeto, troverete negli atti, che nella ricostituzione delle regole, oggi voluta da molte iniziative locali e favorita dalle leggi regionali del Veneto, deve assolutamente essere trovato un punto di equilibrio fra il legittimo riappropriarsi del godimento diretto da parte dei residenti delle loro antiche proprietà familiari e la salvaguardia del patrimonio dalla progressiva distruzione a danno delle generazioni future. Francesco Gera indica questo equilibrio, fatto salvo, e lui sottolinea sempre, fatto salvo il titolo di assoluta proprietà privata per i boschi comunali, indica come punto di equilibrio una cosa che per noi sembra ovvia, ma allora non lo era. Nell'intervento del Corpo Forestale dello Stato, così lo chiama anche se non era quello che si intende oggi, del Corpo Forestale dello Stato nella gestione e godimento dei boschi comunali. Grazie.